Canea di Creta è una città che ha dei monumenti importanti, monumenti veneziani, che sono monumenti davvero molto importanti anche per la nostra economia e per il turismo. E questo veramente è una cosa molto importante per la città, perché caratterizza su tutte le fotografie la città di Canea. Questo porto di Canea e tutta la città di Canea, la città antica, è caratterizzata proprio dai monumenti del periodo dei veneziani. Le fortificazioni veneziane che difesero la città sono in gran parte ancora visibili nella loro imponenza. Il bastione San Nicolò puntava i suoi cannoni verso il mare, mentre il rivellino San Salvatore proteggeva l'entrata del porto. È ora adibito a museo e alla conservazione di antichità. Ben conservate le mura fra i baluardi Gritti e Schiavo. Molto probabilmente qui ruggiva un leone di San Marco. Stemmi nobiliari ornano la cortina della Sabbionara. Il leone di Venezia esiste qui a Canea nelle fortificazioni di periodo veneziano, però il tempo ha distrutto una parte di questo leone e noi dobbiamo trasferirlo adesso nel museo, perché sarà distrutto e nel suo posto di mettere un altro nuovo. Adesso stiamo lavorando esattamente a questo punto qua, il vecchio porto veneziano, come diciamo noi. Gli arsenali della città di Candia, e ancor di più quelli di La Canea, erano la diretta emanazione del famoso arsenale di Venezia, la più grande industria europea del Medioevo. Essi lavoravano a pieno regime sia perché erano strategicamente più vicini ai teatri delle operazioni navali, sia perché la manodopera, istruita dai marangoni veneziani, era efficiente e meno costosa. Sulla riva sabbiosa siamo attratti da pezzi di storia marinara, i vasi, le speciali slitte che servono da secoli per portare a secco le navi. È straordinario poter constatare che un tesone mantiene ancora la sua attività originale e ancor di più ritrovare un sesto, singola sagoma di legno che contiene in se stessa l'intero disegno delle ordinate di una nave.
La fortuna ci guidava e così abbiamo trovato un marangon greco che ha tracciato per noi un paio di ordinate. Βάζουμε αυτό εδώ, έτσι, εδώ βάζουμε αυτό και πάει αυτό μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ, είναι το 4. Εδώ, το 4. Πάμε εδώ, 4, 5, 6. Πάμε εδώ. Και πάμε εκεί το 6. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Εδώ είμαστε τώρα στο 6. Και εδώ πέρα 4. Πόσο κλείνει αυτό, φεύγει από εγώ όλο αυτό και πάει εκεί στο αυτό το πράγμα. Το χαράζομαι έτσι μέχρι εδώ και μπαίνει μέσα, εφαρμοστώ μέσα. Gli arsenali sono oggetto di riqualificazione. Ora il grande arsenale ospita eventi culturali di prestigio. Ad ovest di Lacanea, in una località strategica per il traffico verso il Peloponneso, un tempo Morea, si trova l'isola di Grabusa, oggi Granvusa. Seguendo il sentiero dell'epoca si raggiungono i 130 metri di dislivello della cima, dove i veneziani costruirono la fortezza nel 1584. Era inespugnabile grazie anche alla disponibilità di acqua e alla possibilità di coltivazione del necessario in loco. Solo il tradimento di un assediato poteva farla cedere, e così fu nel 1715. Davanti la porta di accesso troviamo ancora disteso nella stessa posizione il leone marciano fotografato da Gerola a inizio Novecento. Nell'isola ha sempre vissuto una forte spiritualità. Monì Arcadi è il monastero più celebre dell'isola. Il portale della chiesa è il più bell'esempio di rinascimento cretese. La fortezza di Spinalonga si trova lungo la costa nord, a est della città di Creta, Iraklio. Fu costruita sull'omonima isoletta sotto Jacopo Foscarini nel 1579. Mentre l'intera isola di Creta divenne ottomana nel 1669, essa resistette con i suoi 35 cannoni fino al 1715. Siamo in un posto bellissimo, siamo nella regione di Sfakia, e da dove è partito Pietro Quirini. Pietro Quirini è partito da Frago Castero, Castelfranco, e lo vedete in quella punta là in fondo. In quella punta c'era una fortezza, la fortezza anche dei Quirini, lì ci sono anche gli stemmi ancora,
dei Quirini e dei Dolfin, loro parenti. Loro, quando dovevano difendere l'isola di Candia, prendevano posizione in quel posto e da lì, siccome c'erano anche i fondali sufficienti per far navigare una cocca, la nave da carico, sono partiti per questo viaggio in Fiandra ed era partito con 68 uomini. Nel 1431, da questo mare qui, non dal nord come tante volte si crede, qui abbiamo il mare libico perché è di fronte alla Libia. È partito per andare verso le colonne d'Ercole, lo stretto di Gibraltara, come dicevano loro, passato il quale dovevano costeggiare la Spagna, entrare nel canale di Fiandra e lì portare il loro carico. Che cos'era il loro carico? Era fatto del vino di Malvasia, soprattutto 800 botti di vino di Malvasia, fatte proprio nei terreni di Pietro Quirini, perché aveva anche un altro castello in centro a Candia. C'era Casteltemene e Casali di Dafnes, dove Pietro Quirini, oltre al castello, una rocca, perché era un castello diciamo di difesa, aveva anche i terreni coltivati e lì coltivava appunto i vigneti di Malvasia, che dopo ha portato nelle 800 botti, ma anche una cosa molto interessante, del legno di cipresso profumato, poi le spezie ed altre mercanzie locali. Qui i veneziani resistettero per secoli alle incursioni ottomane. Qui anche gli scafioti resistettero a delle incursioni turche. Qui ci sono ancora ricordi di battaglie, di morti, di storia. Questa era una zona di partenza e di arrivo per le mercanzie. Qui siamo a sud, abbiamo già detto prima, questo qui è il mare Libico, mentre al nord c'era il confine con il Golfo di Venezia, che era tutto il mare Adriatico. Qua ci deve essere stato tanto sacrificio, ma tanto amore per San Marco.